Sono Daniele De Marchi, in arte Daniele De Marchi, ma in realtà andate a cercare su Discogs e troverete chi sono veramente. Anyway, come direbbe il buon Andrea di XYZ, vengo da Oderzo e sono opitergino in quanto abitante di Oderzo, che è in provincia di Treviso, insomma, come qui dell'area, Conegliano, Valdobbiadene, anche noi, insomma, siamo amanti del buon vino e del buon stare insieme, ok? Quindi da qui nasce anche la passione per la musica, che è convivialità innanzitutto ed è condivisione di emozioni e di sensazioni. For me, no. Per me fare il DJ significa innanzitutto stare bene insieme. Infatti il DJ secondo me innanzitutto deve creare un ambiente sonoro all'interno del quale le persone si sentono all'interno di una sensazione comune, di una globalità all'interno della quale si sentono bene. Poi che sia con un tipo di musica piuttosto che un altro, questo è appunto compito del DJ, creare un'atmosfera piuttosto che un'altra. Infatti mi capita spesso durante i miei DJ set a volte di creare una situazione più di accompagnamento, proprio creare un tappeto sonoro, quindi come fossi un sound designer, e altre volte invece dove sono situazioni più prettamente dance floor, quindi da ballo, nel quale appunto bisogna fare muovere un po' il culo alla gente e quindi ci vuole un sound anche lì diverso, che non è detto che debba essere per forza più tirato, più spinto, ma può essere anche lì più una selezione fatta di groove, più di basso, che comunque sappiamo tutti che l'anima del ballo, insomma, fin dai riti tribali, è fatta proprio da cassa e basso, quindi questo è l'anima, poi quello che ti fa appunto alzare dal divanetto e andare in centropista ed alzare il braccio e seguire appunto quello che è la via un po' preparata dal DJ nel suo DJ set. Fare il DJ significa proprio prendere le persone che ti stanno davanti in qualsiasi situazione, ripeto, e creare quella che poi si dice l'onda musicale, no? Quindi partire con determinati pezzi e poi portare l'ascoltatore e colui appunto che è davanti a noi, che ci sta ascoltando oppure sta ballando, portarlo in una dimensione che poi è quella che tu hai in testa, che però devi trasferire disco dopo disco a chi ti sta ascoltando. Quindi questo secondo me è il lavoro che deve fare il DJ. Ripeto, non mi piace parlare di generi musicali perché in realtà poi ognuno ha le proprie preferenze, ognuno ha i propri gusti, però secondo me dal DJ commerciale, chiamiamolo commerciale comunque pop, diciamo così perché in Italia si dice commerciale, ma all'estero sappiamo che non esiste il genere commerciale, ok? Però dal genere più pop, quindi più easy, al genere più estremo, secondo me ogni DJ, ogni bravo DJ dovrebbe essere in grado di creare un'onda, proprio perché se in una serata che inizia ipoteticamente all'1 e finisce ipoteticamente alle 5, deve esserci un viaggio, che poi ripeto è fatto di tante sonorità e il DJ, non essendo un musicista, deve coniugare queste sonorità in un viaggio. La mia passione è nata nel 1990 in realtà, quindi avevo appena 12 anni, quindi a voi i conti di quanti anni ho. Però mi ricordo che era un'estate a Jesolo e praticamente c'erano parecchie ragazze e ragazzi che si trovavano fuori nei locali lì al centro di Jesolo, nonché in spiaggia, e si sentiva questa musica che adesso si direbbe in 4/4, quindi con la cassa dritta, e mi ricordo ancora che girava Found Love di Double D, quindi questi brani chiaramente che passava alla radio, e però queste sonorità che erano nuove. Infatti se noi ascoltiamo un disco appunto house o prima house degli anni 90 con un disco magari dell'87-88, sembra che siano passati 20 anni, proprio perché c'è stato un divario proprio di tendenza musicale, di novità musicale, che adesso non troviamo più. Cioè le cose che suoniamo adesso sembrano cose appunto di 30 anni fa, proprio perché è passato a quel tempo una velocità, con una innovazione tale che quindi anch'io dodicenne è come se avessi recepito questo flusso musicale che è arrivato così prepotente, e tutti i ragazzi appunto che amavano queste sonorità, tra cui anch'io.
quindi da lì è partita proprio l'input di dire cos'è questa musica, e poi da lì pian piano ho cominciato e con le prime festicciole, poi a 14-15 anni come hanno fatto un po' tutti. In realtà poi non ho cominciato a fare il DJ, ho cominciato proprio ad avvicinarmi a un approccio di dire collezionare musica, cioè all'epoca chiaramente non c'erano, sembra Matusalemme, però è così, cioè all'epoca non c'erano i vari streaming, non c'era maniera di percepire musica se non attraverso la radio. La radio era lo strumento principale di divulgazione di musica. Mi ricordo c'era Italia Network che spingeva tanto all'epoca, ma anche Radio DJ con Albertino eccetera. E cosa facevo io con i miei amici? Prendevamo e registravamo la cassettina togliendo le parti in cui lo speaker parlava e facevamo a gara, era una sorta di competizione tra noi ragazzi a chi faceva la cassettina più bella con praticamente si sarebbe editando, no? Noi ci facevamo il cazzo, mettevi in pausa la cassettina, poi quando praticamente lo speaker della radio, il DJ della radio finiva di lanciare il disco, partiva il disco successivo e quindi tu dovevi un po' contare le battute, toglievi la pausa del registratore e partiva il disco dopo. E quindi facevamo, chi faceva, non so, tutti gli edit, parleremo in termini moderni, gli edit migliori, quindi la cassettina da 60, poi ce l'ascoltavamo con calma, no, qui hai tagliato male, lì invece è venuto bene. Questo è stato il primo approccio nel dire faccio una cosa mia legata alla musica e ho riscontrato negli anni che questa cosa non lo facevamo solo noi qui, ma erano tantissimi che hanno iniziato così della mia generazione. E poi da lì pian piano ho comprato i primi vinili, naturalmente prima di avere i Technics, insomma, ne ho provati di qualunque, e ci si trova a casa dell'amico che magari aveva più possibilità, aveva i primi giradischi. Mi ricordo ancora dei vecchi BST che praticamente si regolavano così in maniera molto approssimativa, diciamo così, per non infangare il marchio, ecco. Però insomma c'era soddisfazione nel fare a gara anche lì che trovava la battuta più velocemente, nel mettere in battuta, cioè quando uno metteva male, faceva i famosi cavalli, guai, era visto malissimo dal resto del gruppo. E insomma poi pian piano siamo arrivati fino ai giorni nostri, ecco. Ogni persona che ha a che fare con la musica, diciamo che insegue continuamente i propri sogni, perché la musica di per sé è un sogno, perché ascoltare musica ti porta in una dimensione che non è quella reale, ma rimane sempre all'interno di una dimensione molto intima, secondo me. Quindi ognuno ha maniera di ascoltare la musica secondo un proprio feeling e un proprio approccio, proprio anche per chi fa musica, in questo senso. Sogni, devo dire la verità, di tanti che ne avevo, ho parlato prima di quando ero dodicenne, che poi affascinato dalla figura del DJ, chiaramente sogni ne ho, devo dire la verità, sono stato anche fortunato perché ho lavorato con tanti DJ grossi che li vedevo soltanto in TV, sui vari programmi, piuttosto che in radio, e ho avuto la fortuna di lavorarci insieme e quindi da quel punto di vista sogni ne ho anche raggiunti parecchi, devo dire la verità. Poi sono uno insomma che penso che i sogni devono anche essere realizzabili per essere veri sogni, sennò diventa un'utopia e quindi si va un po' troppo distante da quello che è l'obiettivo. Obiettivi, parliamo più di obiettivi che di sogni. L'obiettivo potrebbe essere quello sicuramente di divulgare anche quello che è il mio know-how o comunque il mio modo di fare musica e cercare di far crescere nelle nuove generazioni questa proprio passione viscerale che io ho per la musica, e chi mi conosce bene sa che io non posso esistere a prescindere dalla musica. Cioè chi mi conosce sa che sicuramente la mia solarità deriva anche dal fatto che propongo e faccio musica. Quindi mi farebbe piacere che le nuove generazioni, che magari sono tanto diciamo distratte da tanta musica che arriva, in realtà si focalizzassero più su qualcosa che proprio sentono dentro e possono esprimersi con questo. Questo non vuol dire soltanto con il DJ, ma esiste anche con le performance live di musica elettronica, piuttosto che proprio fare musica nella maniera più tradizionale con uno strumento eccetera. L'importante è che venga proprio dalla propria anima, perché secondo me quello che uno propone come musica, come DJ,
e qui chiaramente la vediamo, io la vedo come la parte più pura del fare DJ, è quello di trasportare attraverso i dischi la propria dimensione intima, e quindi cercare appunto di trasmettere questo disco dopo disco a chi sta ascoltando. Gli artisti che mi ispirano sono diciamo parecchi DJ italiani che ho avuto anche, ripeto, la fortuna di conoscere, di lavorarci insieme, ma diciamo che non mi ispira un DJ in particolare, mi ispira proprio, si dice che quando tu ti ispiri a qualcuno comunque in realtà rubi con gli occhi quello che sto facendo, no? E quindi nel mio percorso musicale ho veramente passato le ore a vedere come si muoveva un DJ piuttosto che l'altro sul mixer, il proprio atteggiamento col pubblico, come osservava il dance floor, quindi la pista, perché ha messo un disco a una determinata ora piuttosto che ad un'altra all'interno del DJ set. Quindi ho rispetto per tutti gli artisti che sicuramente mi hanno ispirato. Non voglio fare nomi, ma semplicemente per il fatto che ritengo che tutti abbiano, se sono arrivati dove sono, è perché avevano qualcosa da dire. Sicuramente la mia traccia, ecco, se voglio fare un nome, sicuramente c'è Claudio Coccoluto, perché lui ha fatto anche un lavoro di divulgazione come quella che sta cercando di fare qui noi, e anche attraverso la piattaforma del mio amico Andrea, sta cercando di divulgare appunto l'arte del fare DJ, ma del fare musica in generale, e non è facile al giorno d'oggi perché siamo tutti presi dall'io e dalla voglia di fare solo per se stessi. In realtà la musica fatta solo per se stessi, sì, è bello, ma sarebbe come l'amore fatto solo per se stessi, e qui quindi vi lascio insomma, vi lascio i commenti a voi. Quindi questo è quello che penso, e vi lascio al DJ set che seguirà.